Grazie, buongiorno a tutti. A scanso di luci, io non ho fatto scout e forse anche per questo che sono un po' così, insomma. Allora, io credo che in politica, se le azioni hanno un senso, il fatto che noi presentiamo oggi qui la candidatura di Giovanna sia estremamente significativo. Questo è un posto dove si dà attenzione a chi ne ha bisogno e credo che uno dei motivi per cui la Lega è schierata con i suoi massimi rappresentanti, sindaci, consiglieri regionali, segretario provinciale, sia fondamentalmente questo, cioè noi abbiamo un amore viscerale per la nostra terra e abbiamo un amore viscerale per chi ha bisogno, per i veneti che hanno bisogno. Vedete, non è la stessa cosa votare un sindaco o votarne un altro, perché chi ha votato Zanonato negli anni scorsi, ieri si è ritrovato un parlamentare che ha voluto l'olio tunisino, e questo è un problema non solo per gli agricoltori del meridione, ma abbiamo agricoltori nella zona del lago di Garda, dove c'è una DOP dell'olio d'oliva, che soffriranno per queste scelte. Non è un caso, come non è un caso che oltre a importare l'olio d'oliva dalla Tunisia, importiamo anche spacciatori di gran classe, perché bisogna dire che sono bravi nel loro lavoro, che, attenzione, bisogna stare molto attenti adesso. Quando si parla di questi signori bisogna dar loro l'attenzione che meritano, quindi sono signori spacciatori, signori ladri, signori, ecco perché poi ti possono denunciare, siccome loro fanno un lavoro. Voi avete visto che spesso e volentieri i giudici condannano i nostri veneti perché si difendono, e questi chiedono il risarcimento come chiederebbe qualsiasi altro lavoratore, cioè se un lavoratore mentre lavora si fa male ha diritto al risarcimento, ed è giusto che anche un ladro che è addetto al furto, no, perché è una specializzazione professionale, abbia ovviamente il suo risarcimento. Quindi attenzione a come li chiamate, perché vanno rispettati. Ecco, ed è un caso che io ho letto sul giornale e mi ha fatto rabbrividire, per cui il comandante Paolocci, persona per bene, con gli agenti del comune di Padova, prendono questi spacciatori tunisini, che mica aveva l'olio, mica avevano ovviamente sostanze stupefacenti, trovano anche delle mazzette di euro, requisiscono tutto, e il giudice adesso ha costretto la polizia municipale di Padova a restituire questi soldi, perché non c'è una correlazione dimostrata fra lo spaccio e il denaro che avevano. Domanda: se il caffè niente oltre che a spacciare, i 10.000 euro dove gli toccatai? Cioè, non ho capito, cioè ti si guarda appunto la mamma, cioè, o ti avevi da prima ma ti si guarda troppo poco, l'eredità no, perché non si è morto nessuno, cioè allora dico, chi c'è che ti ha dato i soldi? Ma non c'è la correlazione, per cui noi dobbiamo restituire a questi signori per bene che ci prendono in giro e rubano, dobbiamo restituire questi soldi. Allora capite che votare un sindaco o votarne un altro ha un significato ben preciso. Giovanna ha dimostrato nel tempo intanto di essere una persona attiva, di non aspettare che succedano le cose ma di provocarle, perché questa realtà è nata anche da una sua idea, dalla sua passione, e le persone che dedicano tempo proprio a chi ne ha bisogno vanno rispettate a prescindere. Quindi lei ha dimostrato di avere questa attenzione, l'ha avuta per alcune persone, figuriamoci se non potrà averla da sindaco per tutti i cittadini di Noventa. Ha già le idee chiare sul fatto che bisogna collaborare con gli altri comuni, e in primis con Massimo, il comune di Padova. Io assieme ai miei colleghi regionali, che abbiamo un osservatorio diciamo più alto rispetto al comune, ci rendiamo conto che o c'è una sinergia fra i diversi comuni, oppure c'è il rischio dell'isolamento ti porta ad avere un'aridità amministrativa che non fa bene alle persone che vengono amministrate. Quindi quando andrete a votare, ricordatevi che c'è un'unica occasione,
Perché niente, sti veneti che vanno a staria a fare rivoluzionari, che si incassa col mondo, che si incassa col sindaco, che si incassa con il tempo che non si più in mezza stagione e i parcheggi, eccetera, 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 eccetera. Signori, abbiamo un unico momento in cui possiamo dimostrare che siamo davvero arrabbiati, ed è il voto. Allora, quando andrete a votare, e non dico solo a voi, perché evidentemente chi è qua forse è già convinto, ma ditelo fuori, quando andrete a votare, cari veneti, cari cittadini 90, avete la scelta: votiamo per una continuità amministrativa che significa Zanonato, che significa Matteo Renzi, che significa clandestini, che va in giro a rompere baia mattina a sera, che significa mantenere gente che non è nata qua e che non ha contribuito con il proprio lavoro alla ricchezza di questo paese. Volete questo? Bene, votate questo, ma non rompete le balle. Non volete questo? Abbiamo un'alternativa valida, una persona seria per bene, tra l'altro supportata anche da un partito che è presente in regione ed è presente nel comune di Padova, quindi noi sì potremo dare una continuità amministrativa importante ed efficace per 90. A voi la scelta, in bocca al lupo, Giorgio.